Fronte sinistro con Sokolowski che cerca il passaggio verso Cook che sporca il possesso dalla distanza, la scaglia Jurkatam. Il primo canestro della partita è firmato dalla guardia estone per il 3-0. Playmaker di casa Alessandro Zanelli, avremo chiaramente modo di parlarne nel seguito della partita. Seguiamo però sempre Kuonu che accelera, subisce il fallo, realizza 2 punti, andrà alla lunetta per il tiro libero supplementare. È riuscito a contenere benissimo il contatto qua, con questa usato molto di più da guardie e da esterni, infatti Cook non prende neanche il ferro. La partenza di Jantunen con Gabriel che spende il fallo a questa giocata che rivediamo. Jantunen devo dire che ha avuto un bellissimo canestro, fa esultare il Palaverde e riporta Treviso sul +7, passaggio importante della partita. Poi il tanto spazio che viene lasciato sotto le planche e si comporterà quest'oggi, si riprende sul 24-18 in questo secondo periodo che inizia con Kuono che va sul fronte sinistro da Gabriel, poi viene alzata, va sul fronte sinistro a cercare Jurkatam che si affida ancora una volta al playmaker di casa, ancora verso il numero 7, si mette in visione Jantunen, Mazzanelli si mette in proprio, grande tripla. Passaggio lo aggancia un po' con le mani e adesso è costretto pure ad andare in panchina, di conseguenza questo fallo. Abbiamo detto partita speciale per Achele che è un ex di questo match, viene Brescia che attacca con il rientrante Messinburg, gli offre la linea di passaggio ancora Burns, il 5 però si incaponisce da quella parte, fa correre subito dall'altra parte velocemente Paulus Soroka. La Valle ci prova con Banks che non è partito nel quintetto iniziale, l'altra parte con 8 minuti e 20 secondi al termine del terzo periodo. Hiro Egbo ancora una volta, la Germani che ora torna nella propria metà campo sull'accelerata ancora una volta di Hiro Egbo che si trasforma in assist man. Cook Junior rientrerà nella top 10, la riapprezziamo, palla messa in quel Adrian Banks nel tentativo invece di dare quel mini strappo che andrebbe ad orientare il match, si mette in proprio, canestrone da Adrian Banks. Il mattoncino su questo eventuale successo, Zanelli fino in fondo, si appoggia al vetro, cade a terra, gran canestro del capitano Alessandro Zanelli. Continua a correre, vediamo chi si prende la responsabilità, c'è Messinburg che invece prova ad andare fino in fondo, ad attaccare ancora con Messinburg che si arresta, niente da fare, c'è il ferro e direi che i giochi finiscono qui. La Nutribullet Treviso, Sokolowski termina a terra, vince la sua seconda partita in campionato.